Allora, se che sei una roba che ho capito nella mia esperienza ormai lunga, non solo politica ma lavorativa, culturale, eccetera, eccetera, ho anche studiato tanto purtroppo, è che i problemi del Veneto non c'è nessun altro modo di risolverli se non con l'indipendenza del Veneto, nessun altro. Però se anche... Se è anche vera che per risolvere i problemi del Veneto non serve niente altro che l'indipendenza del Veneto, non serve niente altro. Se è vero tutti i discorsi mi fa sempre con tante persone, ho anche una laurea in economia, con quelli che dice che c'è sovranità monetaria eccetera eccetera, cioè parzialmente c'è anche veri. Ma il Veneto indipendente potrebbe giocare nel contesto internazionale con qualsiasi tipo di moneta gestita da chiunque e sarebbe in grado di competere con chiunque. Tanto è vero che dentro l'euro che sei stati che non sei in recessione. Ricordava Mara Bizzotto, il sindaco, che l'unico stato in recessione dentro al G7 o della Comunità Europea è l'Italia. Ci tanti stati che ha l'euro, anche la Germania che è in crescita. L'Austria che carpisce le nostre aziende, forse anche finito, forse no, comunque ha l'euro. I stati dove si vive benissimo, non so che avevo occasione di dare, si vive benissimo. E il problema del Veneto è l'Italia, è Roma, quindi anche se voleste vendere il Colosseo, vendetelo. Una volta capito questo, bisogna trovare il modo per diventare indipendenti, ma non è una strada B, cioè l'idea di dire lavoriamo per l'indipendenza, non vuoi fare polemica con nessuno, ma intanto proviamo a Roma a vedere più che passa il tempo, più l'accettare il gioco romano produce disastro nel Veneto, e finché Ghinsera per tutti si poteva tollerarlo, adesso cominciamo a sentirlo nella pelle, come se cascasse gosse brutte, acqua bollente nella pelle, si capisce che non funziona. Non è possibile che sia qualche governo di destra, di sinistra, di centro che risolve i problemi del Veneto, perché tutte queste esperienze sono state fatte, sono state una peso dell'altra, indipendentemente da chi che governa. 3 mesi fa avevamo con Monti, adesso avevamo con Letta, un anno fa avevamo con Berlusconi, 10 anni fa avevamo con Prodi, tutti precisi, identici, precisi. E c'è solo un gioco delle parti per fare in modo che non altri facciamo i tifosi dell'uno o dell'altro, da sinistra e da destra, perché così semplicemente l'obiettivo principale, fuori dall'indipendenza che è la rovina. Per arrivare all'indipendenza, siccome non si faceva mancare niente, bisogna che in Veneto tutti quelli che pensano che l'indipendenza sia la soluzione e che ho capito, perché è un passo fondamentale, collabore, sta insieme. Stasera che è il primo evento ufficiale, frutto di un lavoro che si è cominciato qualche mese fa, per fare in modo che tutti gli attori che ho capito si mettano insieme. Veneto decide se questo, se l'idea di dire cerchiamo di creare coscienza in Veneto perché la gente sappia che fuori dall'indipendenza non c'è soluzione. Qua si tratta di chiedere un referendum, perché come che diceva Giulio Maria Turco, alla fine non mi interessa neanche in prima istanza arrivare all'indipendenza, mi interessa che mi hace decidere, se siete così sicuri che vince i no, perfetto, proviamo e vediamo che vince, ma il diritto di decidere, cioè il diritto di esercitare l'opinione, esprimere la mia opinione, lo garantisce la Costituzione italiana, che non è stata ratificata a voto popolare, ma si è votata solo l'Assemblea Costituente, quindi sarebbe un po' carente da questo punto di vista. Comunque la Costituzione che mi permette di dire quel che penso, fammi votare, non domando niente altro che votare, però dopo in Veneto bisogna votare sì. Per votare sì, che adesso è fatto un lavoro, quello che si deve fare nei eventi, quello che si deve fare al reggimento, quello che un po' cerchiamo di fare anche noi altri. Dovremmo creare coscienza per arrivare al referendum, per fare in modo che si possa esprimersi, ma dopo che il referendum bisogna vincerlo. E ora, un canale è quello di formare le coscienze, l'altro canale è quello di trovare dei soggetti politici che si presentano alle elezioni e che domanda il voto sull'indipendenza, perché mi spero che avvenga il miracolo che il 17 si voti a favore della celebrazione del referendum, o comunque che c'è un gran lavoro da fare. Ma se non dovesse succedere, dovremmo ricordarci che adesso dentro
in Parlamento Veneto non c'è forze che dichiarano nel suo programma politico che vuole l'indipendenza del Veneto, altri tipi di indipendenza o comunque non l'indipendenza, ma non l'indipendenza del Veneto. Quindi domandare a uno che si è presentato un programma devo votare in un altro può anche essere, insomma, se io vota perfetto, ma se io vota bisogna comunque che sia uno strumento da dare a gente che va a votare quando bisogna votare, per dire mi vuoi l'indipendenza e quindi voto questo che sul suo programma che sono l'indipendenza. Dovremmo far sia questo che altro lavoro, a continuare la massa longa, fine, però lavoreremo tutti, ognuno voi che non siamo per fare sta roba. Abbiamo bisogno di tutti, grazie.